una passerina giù. Bene, Nazario, io sto rientrando, non hai capito dove stanno andando da Rita, no, molto lontano, sono una parte finale del viaggio, vicino e lontano. anche per questo forse sentiamo meglio. L'altro giorno eravamo molto lontani, ero dalla parte opposta, hai capito dove? E arrivai molto debole. Poi mi dirai dell'amico di Pordenone, questa mattina c'è anche lui, perché ho sentito un prezzo qualcuno che ha chiamato, mi sembrava una stazione venezuelana, ma non vuole che sia l'amico Elvio, sotto. Poi facciamo entrare eventualmente anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto, della telefonata fatta a te l'altro giorno. Poi mi dirai appunto se sono altre cose, di del torneo, se hai saputo qualcosa, e poi tutto quello che sai. A te Mike senza Bravo Delta, se vuoi fare una via bianco per l'amico che aveva bussato prima, a te Mike di November. Grazie Nazario, si è sentito l'amico Elvio, c'è stato l'amico Elvio, l'ho sentito bene, lo facciamo venire avanti lui con i saluti da parte di India Bravo Delta e dell'amico Nazario Mike X November. Buongiorno Elvio, a te il microfono. Kappa, buongiorno Giulio, Italia 3, India Bravo Delta, buongiorno all'amico Nazario Nicolizia, India Bravo Delta, Italia 3, Mike Jordan November, ritornando Italia 3, Santiago, Canadá, Italia, 100% carissimo Giulio, Sì, passato a lui. lei per rientrare alla mia base, non so quale sia esattamente, ma mi pare che non sia quale Nazario qua riprende India Bravo Delta, dunque allora io saluto mia madre, poi saluto di tenerla ancora al telefono e lasciamola andare a dormire. Via ancora presto, qui siamo al buio, è totale. Dunque tanti saluti, ci sentiamo perciò al più presto, spero che Rino che arriva via col telefono e comunque gli 11 credo che saremo tutti quanti su. Bene, ciao a risentirci presto. Dunque Nazario, allora facciamo in avanti l'amico che ha bussato, qua India Bravo Delta, l'altra stazione Mike X November e poi Sierra Charlie India, Juliet Zulu Charlie Rino, avanti la stazione che ha bussato. O che dire un altro amico che ha bussato, che poi un attimo ne faremo andare. Dunque Italia 3 India Bravo Delta in barra mobile aerea per l'amico Gregorio Tramontà, sono abbastanza lontano, non ti posso dare i dati esatti, comunque siamo sui 11 km, mezzo 12 km d'altezza, noi qui andiamo in piedi, per cui dovrei fare il conto esatto quanti piedi sono. Abbiamo una velocità di 475 nodi adesso all'aria, mentre abbiamo del vento contrario, che purtroppo ce la riduce, in questo momento il vento viene esattamente da 92 gradi e 19 nodi, circa 30 km all'ora, la velocità scende così a 466 nodi, moltiplicando per 1852 viene fuori velocità in km orari, sarà circa 850 km orari, temperatura fuori di meno 52 gradi, dunque stiamo consumando 7500 kWh di carburante, consumiamo molto poco adesso, siamo verso la parte finale del volo, il consumo di carburante è ridotto, per voi può sembrare sempre molto, 7500 kWh, adesso abbiamo bruciato qualcosa come, fammi vedere, 64.000 kg di carburante, 64 tonnellate, e l'aereo comunque ne porta fino a 111.000 kg, che sono 125.000 litri di carburante. Dunque su questo volo non abbiamo imbarcato di meno. Altri dati, Non riesco a fare il sentire, ha capito qualcosa. molto semplice, molto più semplice dei voli. Bene, allora io farei entrare l'altro amico che ha bussato e dopo l'amico del Eco Foxtrot ed eventualmente se non entra l'amico rimetto del Eco Foxtrot e poi ricordatevi di Nazario che non so se deve andare via, lui credo che ci abbia un attimo di pazienza. Dunque Nazario non c'è nulla di particolare da dire, ci vedremo perciò presto tutti quanti, spero di stare abbastanza insieme, dopo questo periodo credo mi daranno qualche giorno di riposo per cui potremo trascorrerli insieme. Saluto a tutti gli amici di Paola, Maria Rosa e la
anche le stati tutti quanti, quindi che abbiamo avuto tutti nostalgia di loro, tutto sommato non è che ci siamo sentiti molto, abbiamo avuto, insomma ci siamo trovati sì, abbastanza bene, comunque la nostalgia degli amici è sempre della forte. Ciao Nazario, va pure a lavorare, saluta tanto la Lia, saluta Cinzia e Mauro, tutti quanti, saluto a tutti, grazie per questo collegamento, grazie per la telefonata, grazie per tutto, io sono sempre in frequenza, i soldi orari lo sai meglio di me, te li ho dati, eventualmente se ci vuoi pure che sei libero io sono sempre qua a tua disposizione, sempre per aria. Ciao Nazario, a risentirci presto. Intanto faccio venire avanti l'Italia 7 Yankee Charlie Mike, il nuovo arrivato, che poi ridarà il microfono a che sta sentendo, adesso io te la faccio parlare a un piccolo sorrisino per farti sentire la voce, quindi dammi l'occhiata che io te lo porto subito al telefono. Ok, grazie, io ti ricevo bene, possiamo venire avanti. C'ho 2 minuti soli però, Io vengo avanti, fai per tuo marito, fai per tuo figlio. Spero non ci siano problemi, che appunto rientri in tempo, immagino c'è da fare altre denunce, cose strane, lì adesso ha cambiato la nuova legge. Ragazzi stanno bene, non ti preoccupare, stanno bene, le cose che abbiamo avuto erano cose da poco, a risentirci presto, ciao carissima mamma e a risentirci presto con i saluti anche del resto della famiglia, ciao, grazie Elvio, grazie infinite per questa telefonata, a te Elvio. Allora sì, ho prenotato, ho pensato anch'io, ho prenotato sia il pezzo lì dall'estero fino a Roma e poi da Roma fino a casa. Grazie infinite carissimo Elvio, ho copiato l'amico Victor Charlie ma non ho preso il nominativo, comunque ben sentito anche lui, ben entrato in frequenza. Dunque, ho finito qui le comunicazioni, come vi ho detto prima non mi manca molto all'arrivo, infatti già comincio a vedere la terra sul radar, usiamo il radar meteorologico anche per vedere la terra a volte passando l'antenna, si sta comparendo finalmente la terra. Bene, nel frattempo qui il sole sta nascendo, comincia a spuntare il sole e ovviamente siamo spostati dall'Italia, il sole arriva più tardi e lo vediamo salire a una velocità molto più alta di quella che vedete voi, perché andando verso il sole la velocità nostra si somma alla sua e ci dà l'impressione che il sole si alzi nell'orizzonte molto veloce. Bene, allora questo abbiamo lasciato fuori un sacco di amici, non vorrei essere rapido, che non parla e penso che sarebbe il caso di lanciare il mic a lui. Comunque porta un po' tu Elvio per l'arrivata terra lì, vedi un po' tu a passare il microfono. Benissimo, allora il giorno venerdì alle ore 16 italiane, cioè 10 GMT alle 14.151 fino alle 10.30 GMT, fare 12.30 GMT, poi 421.151 kg. Io spero che non ci siano inconvenienti evitati, può capitare a volte, comunque dovrei essere già sulla strada per quel momento, perché è circa a metà del viaggio. Bene, allora ti confermo tutto a te, i bambini, com'è il tempo, il sole è alto, mentre penso lì già stia calando la sera. Bene, caro Nazario, vieni avanti tu e dimmi come mi ricevi. A te Mike X-Ray November. Comunque tu arrivi con un ottimo segnale, come sai non ti posso dare i controlli perché non so
è lo strumento. Comunque arrivi limpido, senza problemi, senza disturbi. C'è stato appunto 10-20 secondi fa uno che ha modulato sopra di te. Bene, carissimo Nazario, ti ripeto, se puoi registrare un 5 minuti soltanto, che sentiamo con questo tipo di modulazione, ora sto parlando un po' più lontano, e poi quando mi dici sai qualcosa da Cabernet, ho sentito che lì fa molto caldo, infatti ho visto anche quando sono partito, che era caldo, umido. Bene, di nuovo a te Nazario da Mike X-Ray November per India Bravo Delta, aereo, forse la Cabernet è rimasta a casa. Bene, però ogni tanto sento uno splattero, immagino che pure tu lo riceverai, uno splattero fuori frequenza, deve essere una prestazione molto forte, tutto compreso che la Cabernet al campo, come al solito non rinuncia neanche a 10 minuti della sua nuova attività lì. Bene, sì, come dicevo prima, il lavoro mio qui durerà ancora diverse ore, arriverò abbastanza tardi, comunque ci sentiamo al mio ritorno, sarà detto anche l'appuntamento per ritorno alla Cabernet, possiamo sentire anche il ritorno. Io ho provato a telefonare all'amico Elvio, ma mi hanno detto che è via, volevo sentire anche lui per approfittare di salutarlo. Bene, ho sentito lì sul fondo la voce della Lia che diceva qualcosa circa la Cabernet. Bene, caro Nazario. Niente, quando torno ci sono un po' di giorni liberi. Spero di poterti venire a trovare. Scusa anzi se ultimamente non sono stato, ma c'era un giorno solo, ho fatto le cose di fretta, farò le cose, lavoretto come di sai. Bene, caro Nazario, a te di nuovo microfono, sì, Bravo Delta, che modula per Mike X-Ray November. Bene, oggi eravamo molto limpida. Ciao, dunque immagino sarà emozionato come al solito, per cui non saprai cosa dire, che non importa, ho sento bene a tua voce. Ok, Nazario, niente, non so se io non ho problemi di tempo, sono su, come dicevo sono ancora parecchio davanti a me. Può darsi che la casa si rientri prima, se vuoi attendere anche 3 minuti in frequenza, ma lo devo fare. Carissimo Mike X November, dunque saluto la vostra del Giorgio, l'ex gringo, tanti saluti caro Giorgio, parecchio tempo che non ci vediamo più, non ci sentiamo più, spero prossimamente di avere un po' di giorni liberi e di poterci vedere tutti con più calma. Dunque compreso, caro Nazario, di provare 2 trasmissioni, adesso sto parlando lontano, perché di più, 2-3 centimetri, mi sento poco in cuffia, io non so l'apparato come il tuo, quando trasmetto mi sento in cuffia e per quello mi posso regolo la modulazione in base al segnale che ricevo in cuffia, no? Mentre ora vedi, sto parlando molto vicino come le altre volte, con un livello abbastanza basso di voce, il mio normale tipo di modulazione in questo qua, e tu dici è sovramodulato, poi dalle registrazioni vedremo ovviamente la differenza. Volevo dire che ho sistemato, sono stato a Udine, ho sistemato per la questione del mandrino, una fatica a boia, perché non riuscivo a registrare la contropunta sul mandrino, ho dovuto spessorare sia il blocco del mandrino che la parte contropunta, sollevarla con degli spessori in ottone. Poi ho comprato il portamandrino, per cui ho sistemato anche quella faccenda lì. Piano piano spero di completare tutto, risistemare tutti i lavoretti lì in officina. Bene, come dicevo, non è molto, non ti potrei dare molti particolari, comunque sono ripartito per la terza volta, siamo arrivati su in cima da poco, abbiamo, come puoi immaginare, bussare la mia destinazione, ci abbiamo ancora davanti quasi tutto il tragitto, siamo di come al solito, siamo su 11.000 metri, vediamo come va col vento, abbiamo vento favorevole.
che ho letto Cadenet, non mi fermo molto al punto destinazione e la ritorno, pertanto ci sentiremo nei giorni di riposo. Bene, a te Nazario, Mike, November da India, Bravo Delta. Bravo Delta, dunque abbiamo bussato una stazione, un attimo di pazienza. Comunque per il contatto Nazario, già a Nazario ho spiegato perché tra l'altro noi siamo precisi in frequenza, perché quando io chiamo l'ente del controllo non ho mai problemi di spostarmi di frequenza, a parte che io non ho un VSO, l'apparato è digitale, non so se loro mi dicono 14.150 kg, io metto 4.151 e sono perfettamente centrati, cosa che non capita con gli apparati degli OM perché c'hanno VSO. Quindi se Nazario è centrato, vuol dire che il suo sistema di taratura è buono, perché questo è un po' una specie di frequentimetro, ha tolleranze molto strette, ovviamente anche per l'uso che facciamo, che non potrei stare a cercare una stazione, un ente di controllo, andando avanti e sopra, intanto spostandomi di un kilociclo già perdo la stazione, è molto selettivo. Bene, caro Giorgio, tu penso saprai più o meno l'apparati che abbiamo a bordo, sono dei Collins, sono due, kilowatt, esca adesso poi 400 watt circa in SSD, mi pare qua un 150 in AM, sono digitali e vanno da 2000 kg fino a 30.000 kg con la possibilità di selezionare kilociclo per kilociclo. Sono bei apparati, ovviamente, molto semplici. Il pannello è grande, guarda, sarà 7 cm per 5 cm, ci sono sui numeri digitali con 4 manopole, un interruttore acceso spento SSD, una squelch, tutto lì, sono due apparati così, l'antenna è sulla coda, poi l'adattamento di impedenza è automatico, no? Quello che ha fatto Nazario avviene automaticamente quando io cambio frequenza e schiaccio il microfono, parte un fischio, quello che mi sembra che devono usare l'altro apparato. Scusate un po', ti serve l'apparato? Ti serve l'apparato? Devo lasciare la frequenza? Devi trasmettere sull'altra? No, perché se trasmetto io la trasmetti tu, ti devo lasciare? Un attimo solo, non è interrotto che il collega qui deve fare la comunicazione col controllo e lo lasciamo andare perché 2 minuti di interruzione per India Bravo Delta, poi c'è l'amico intanto che bussa se vuoi fare venire avanti tu Nazario a te. Attento vicino al microfono. In questo lavoro Edmond Ardini, che è anche una delle interpreti, ha esordito come regista. Sull'argomento vi leggiamo una nota di Gabriella Panizza. La vicenda racconta di un giovane garzone di droghiere che sogna di essere... Va bene, ora allontano il microfono, lo porto sui 2 centimetri, infatti sento che la mia voce sia è scesa, però si sentiva il soffio. Sento il soffio, mi associo in cuffia anche questa distanza. Ho aumentato leggermente il volume della voce. Dunque penso che come dicevo un po' meglio così. Torno vicino, non ho compreso di cosa ti riferivi per quanto riguarda il sport, non deve essere stato disturbato in quello, mi sembra che hai visto velocità, la temperatura è di 30 gradi superiore, cioè meno 16 gradi sopra sotto lo zero sul flusso dell'aereo per effetto della compressibilità. Altri dati, che possono interessare, il volo in complemento automatico, due autopiloti, due automanette e così via. Dunque, allora, cari amici, io rilancio il microfono all'Italia 8 Golf Papa Alfa, Italia 8 Golf Papa Alfa, se ci sei in frequenza rilevati. Napoli, aeroporto di Catolichino. Bene, spero anche avere l'occasione di passare dalle tue parti e verrò a cercarti, anche se per ora è difficile che venga lì, anche perché non ci stiamo lì. Carissimo Info, è stato un piacere averti sentito, spero ricapiti in futuro. Ciao carissimo Info, Italia 8 Kilo Papa Alfa in Napoli, qua India Bravo Delta ti rilancia il microfono per ultimo passaggio. 21:30. Anzi, se lo vedo lo saluterò per te, viceversa se lo vedi prima.
caro Bruno, in Pelluno compreso, e ci vuole avanti con il Pio Box, ti invierò QSL per conferma di questo QSO. E a te Bruno, da India Bravo, indirizzo completo. A te carissimo Beppe, un passaggio veloce e poi se mi passi all'amico Mike X di November. Avanti Beppe.